Non è ancora spuntato il sole su Montebelluna quando i finanzieri entrano nella sede storica a fianco al municipio e le gazzelle sfilano davanti a quella centrale lungo la Feltrina. Per il colosso di Montebelluna è uno dei giorni più lunghi. Proprio nei giorni scorsi, l'11 febbraio, l'azienda aveva presentato i risultati preliminari del bilancio 2014, chiusi in rosso per 650 milioni di euro, un difetto conseguente alle correzioni imposte dalla Banca Centrale Europea. Una perquisizione, quella di oggi, destinata a far discutere non solo i soci, ma anche un territorio che è strettamente legato all'istituto di credito nato ai piedi del Montello. Eravamo piccoli che c'era la cassettina di ferro e avete dentro gli spiccioli, con le famose lire. Ecco, io vado avanti con quello. Finanziamenti concessi in assenza delle garanzie previste, un patrimonio di vigilanza passato da 2 miliardi e 12 milioni di euro a 1 miliardo e 662 milioni. Sono queste le due direttrici lungo cui si snoda la maxi inchiesta della Guardia di Finanza di Roma che ipotizza il reato di ostacolo alla vigilanza da parte degli ex vertici di Veneto Banca. Tra gli iscritti nel registro degli indagati risulterebbero anche l'ex amministratore, attuale direttore generale Vincenzo Consoli e l'ex presidente Flavio Trinca. 16 in tutto le perquisizioni ai soci di Veneto Banca, controllati perché risultati destinatari nel tempo di ingenti finanziamenti. Nessuno di loro è però iscritto nel registro degli indagati, visto che il reato di ostacolo alla vigilanza è previsto solo per gli alti dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e quindi sottoposti per legge all'autorità di pubblica vigilanza. A far partire l'inchiesta è stata la recente ispezione di Bankitalia che avrebbe evidenziato la tendenza a concedere finanziamenti in assenza delle tutele con uno scadimento, scrivono i magistrati nel decreto, del portafoglio prestiti. Un'ispezione, quella di Bankitalia, che era già stata vista da alcuni come una punizione nei confronti del colosso montebellunese spinto verso l'accordo con la Popolare di Vicenza, un matrimonio poco gradito ai soci. Da Montebelluna l'azienda si è fatta sentire con un comunicato in cui l'attuale presidente dell'istituto Francesco Favotto sottolinea la piena fiducia nell'operato della magistratura. Questa mattina all'alba, all'arrivo dei 40 finanzieri nella sede centrale, per buona parte della giornata i dipendenti sono stati costretti a rimanere fuori dagli uffici.